Bella a tutti regà e benvenuti in questo nuovo video un po' speciale, perché questo video deve uscire, però le tempistiche sono un po' strette, quindi in macchina accorciamo un po' i tempi. Allora, sinceramente, se c'è una cosa da dire è che la partita di ieri, tra tutte le partite in generale, è stata quella che alla fine, non dico che lascia un più amaro in bocca, però più o meno il senso è quello, perché sommariamente penso che la squadra non abbia giocato male. Chiaro, come ho già detto nel video post partita, il primo tempo è stato decisamente peggio del secondo. Se mi fate passare, grazie, gentilissimo. Il primo tempo decisamente peggio del secondo e non mi è piaciuta per niente la fase difensiva del primo tempo, specialmente, come ho detto, quel duetto Zappa-Mina è stato veramente terribile, non mi è piaciuto per niente. Infatti poi il gol di Zemura, che a me ieri mi veniva Zemaria, ma ovviamente sapevo che non era Zemaria, e ieri il gol di Zemura deriva proprio da quella fascia di campo, dove in realtà non hanno insistito più di tanto, bisogna essere sinceri, perché secondo me se avessero aggredito ancora di più quella fascia, Zappa e Mina avrebbero fatto altri errori. Invece fortunatamente non è andata così, ne hanno fatto soltanto uno e secondo me ai punti forse meritavamo qualcosa di più noi, con tutto che alla fine ci posso stare il pareggio, per carità, avrei preferito qualcos'altro, quello è ovvio, avrei decisamente preferito qualcos'altro, però non mi sento di recriminare più di tanto la prestazione, anche perché c'è poi la traversa della Padula che ancora sta a tremare. Ha preso qua la traversa micidiale, veramente micidiale. Purtroppo è così. Poi tra l'altro effettivamente me l'ha fatto notare un commento, un utente, dicendomi che alla fine il calcolo degli sconti diretti conta relativamente, perché effettivamente c'è lo spareggio play out, cioè il play out, e quindi bisognerà capire, perché io personalmente non lo so, quindi mi rimetto a voi se ne sapete di più, se il play out vale a prescindere, quindi in caso di arrivo a pari punti, oppure se vale solo se ci sono gli sconti diretti equi, perché in questo caso noi per esempio con l'Udinese abbiamo gli sconti diretti totalmente pari e nel caso si andrebbe ad uno spareggio eventualmente se le due squadre coinvolte fossimo noi e l'Udinese, quindi bisognerà vedere. Poi della partita di ieri sinceramente non ho tantissimo da dire, cioè mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto la squadra, specie in quello del secondo tempo. Mi è piaciuto come atteggiamento dei singoli ovviamente quello di Gaetano, che è stato l'unico che per tutto l'arco della partita ci ha provato. Tra l'altro quanto è bello parlare di Gaetano e del Cagliari sul raccordo, è fantastico, è veramente fantastico. Voi in questo momento siete insieme a me sul magico raccordo anulare di Roma. Comunque, cazzate a parte, l'atteggiamento che ha avuto Gaetano, che è stato l'unico effettivamente più volenteroso, più grintoso, che ha fatto vedere più voglia di fare questo che ha deciso, è stato secondo me molto molto impattante, cosa che ho visto più in Gaetano che in Luvumbo. Per esempio a me ieri Luvumbo non è piaciuto, ma non è piaciuto nel senso che non posso discutere le sue doti, però ieri rispetto ad altre partite è stato un po' anonimo Luvumbo, è stato alquanto anonimo, perché poteva fare molte cose di più, poteva fare molto di più
però non so se per meriti dell'Udinese o per demeriti del ragazzo in sé per sé a fornire una prestazione secondo me un po' castrata, ecco, perché veramente l'Umbo poteva fare molto di più a livello di sgroppate, a livello di posizionarsi tra le linee, un po' in generale. La prestazione di Lumumbo mi è sembrata decisamente sottotono rispetto a quello che è il suo solito. Non oserei a dire insufficiente perché mi sembrerebbe eccessivo, però sottotono sì. Jankto invece, ragazzi, di male in peggio. Jankto secondo me veramente di male in peggio. A me non piaceva all'inizio, non mi è mai piaciuto all'inizio, e molti mi dicevano no, Jankto va bene, Jankto va bene. Ho detto magari so io, perché poi è chiaro che il bello di questo gioco è anche questo, il sbilanciarsi e dare delle opinioni che magari non riscontrano il giudizio totale delle persone, che però possono cambiare, è quello il bello. E su Jankto devo dire che adesso molti si stanno ricredendo, e non so se sia un bene o un male, cioè nel senso se ci ho visto lungo io o effettivamente comunque ho detto una cazzata io all'inizio, è solo un periodo negativo per Jankto. Però lo vedo come posso dire, mi sembra un elemento anomalo, nel senso come se giocasse per un'altra squadra, non lo vedo proprio al 100% dentro il Cagliari, non saprei bene come spiegarlo, è difficile, è veramente difficile da spiegare. Intanto ho sputato, ho fatto tutto, però davvero mi sembra come se non fosse al 100% mentalmente durante la partita, e secondo me questo è un male, ovviamente è un male, perché comunque a livello di tipologia di giocatore e quant'altro Jankto per carità è un signor giocatore. Forse sarà che paga il non aver trovato magari una collocazione fissa in campo, perché comunque sulla sua fascia di norma giocherebbe il Lumumbo, quindi magari paga un po' questo aver competizione con l'Umbo, non lo so. Sta di fatto che secondo me non sta rendendo, e al momento attuale secondo me è uno degli errori di mercato più gravi che abbiamo avuto Jankto, e vedrò di più, forse anche di più di Azidiakos e Vietesca, addirittura dico così, perché che a me Jankto non piace, penso si sia capito, però so comunque le potenzialità del giocatore, quindi qui perdonate ma stanno a far sandwich, vabbè dai. Poi chi altro c'è? Scuffè, santo, subito. Averceli sempre portieri come lui. Poi chi altro c'è? Ah, ecco, non mi veniva a mente, Augello. A me ieri Augello è piaciuto veramente tanto. Strano perché non mi ha mai convinto. Lo ritengo anche lui un ottimo giocatore, specialmente per la Serie A. È un classico terzino sinistro che per carità non gridi al miracolo se ce l'hai, però può fare la differenza. Ieri secondo me l'ha fatta, tra l'altro ha servito un assist al bacio per Gaetano, che nonostante l'altezza e nonostante specialmente l'altezza dei difensori dell'Udinese è riuscito a staccare di testa e insaccare la palla in rete, che non è per niente una cosa scontata. Ma ha ricordato i bei tempi di Gedà, in cui con Gedà paradossalmente, che anche lui non era di certo Michael Jordan a livello di altezza, praticamente faceva quasi sempre un gol su calcio d'angolo a partita, ed è stato bellissimo, perché nonostante tutti questi limiti eccetera eccetera, lui è riuscito a rendersi pericoloso su un'azione che
prettamente e generalmente non gli dovrebbe competere, però è riuscito a rendersi pericoloso e ti dà fiducia al tipo di conclusione che la squadra cerca di più, nonostante tu là davanti non hai nessuno per farlo, che è il cross. Quindi Gaetano veramente tanta roba, io sto a morire di callo, mi sto con calla proprio. E poi che altro c'è? La Padula, anche da lì sulla Padula per esempio. Io la Padula lo adoro, alla follia proprio. Però crolla tutto. Però io la cosa che gli rimprovero è il fatto che lui continua a predicare nel deserto. Lui gioca da solo là davanti e apprezzo tantissimo quando lui ogni tanto va a pressare il portatore di palla, ma succede veramente di rado, perché noi tendiamo comunque a far giocare la squadra avversaria e questo crea problemi perché tu facendo così non li troverai mai spiazzati, non riuscirai mai a fare un contropiede degno di nota, perché troverai per forza di cosa tutta la squadra già adattata, già sistemata. E la Padula così gioca male perché riceve pochi palloni, quei pochi palloni che riceve difficilmente riuscirà a sfruttarli e lui non li va a cercare, quindi apprezzerei un po' più impegno sotto questo aspetto da parte di La Padula. Mi piacerebbe vederlo ancora più combattivo sul primo possesso della squadra avversaria. Secondo me sarebbe anche la cosa più logica da fare. Poi è chiaro che tutto dipende dal sistema di gioco e quant'altro, però sono degli errori a cui penso ormai siamo parecchio abituati, perché alla fine è lo stesso identico errore del continuare a crossare quando non hai una prima punta fisica per poterlo fare, perché anche ieri continuavamo a crossare nonostante non ci fosse né Pavoletti né Petagna, e nonostante tutto abbiamo fatto gol con Gaetano. Quindi poi su Ranieri che devo dire, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto tanto l'atteggiamento. Ovviamente questo discorso è ricollegato per forza di cose solo e soltanto al secondo tempo, perché l'atteggiamento del primo a me non è piaciuto, nonostante il gol e nonostante tutto. Avrei evitato di fare i cambi al 70°? Sì, cioè nel senso l'avrei fatti prima, l'avrei fatti decisamente prima, però ormai è una costante questa, è una costante, positiva o negativa che sia, ma è una costante, cioè tu puoi sta certo che il Cagliari non fa i cambi quando li deve fare, e mi fa rodere il culo sta cosa, perché molte partite si risolvono anche nei cambi. Però ieri veramente, scherzi a parte, la squadra secondo me ha ritrovato un pizzico di fiducia in più. Abbiamo visto che la difesa a 4 può tornare ad essere utile, e vedevo a me sto modulo, il 4-3-2-1, ma io me lo immagino già con Petagna come prima punta e Oristagno e Gaetano dietro a Petagna. E secondo me lì, ragazzi, gli sfracelli veri, ma proprio sfracelli veri. Ah, ecco chi non mi ha fatto impazzire, Makumbu. A me ieri Makumbu non mi è piaciuto per niente, perché ho visto, per la prima volta mi sono reso conto delle critiche che gli fanno gli altri, ovvero che perde tempo, della perdita dei palloni e tutto quanto. Io non ci avevo mai fatto più di tanto caso, nel senso me ne ero accorto di tanto in tanto, ma la vedevo più come una presa di mira nei confronti di Makumbu, piuttosto che una critica effettiva a sé stante che aveva criterio e senso di esistere. Ieri invece l'ho notato, ieri Makumbu ha perso un pallone nella nostra metà campo nella maniera più stronza possibile, c'è da dirlo. Però continuo a ritenerlo uno degli elementi più importanti di questo Cagliari, perché quando non c'è la sua assenza si sente, perché manca sempre qualcuno che riesca a gestire il pallone. Piccolo appunto, concludo dicendo che faccio fatica invece a spiegarmi l'assenza di Nandez dal primo minuto.
So che molti potrebbero apprezzare questa cosa, lo so, me ne rendo conto, io sono abbastanza di parte con Nandez, so che molti potrebbero apprezzarlo, però a me forse al posto di Zappa lo avrei preferito, perché a questo punto un tentativo a farlo partire titolare come terzino destro non mi sentirei di escluderlo, perché no, alla fine in nazionale gioca come esterno destro, però personalmente non so se gioca come esterno a tutta fascia o con una fase prettamente offensiva o prettamente difensiva, però so che comunque, come è ovvio che sia, gioca su quella fascia. Io un tentativo come terzino al posto di Zappa lo farei, non so voi, ma io veramente lo farei. E poi niente ragazzi, penso che il video finirà qui, anche perché sono quasi arrivato a casa. Non so, veramente, non stavo a pensare, fatemi sapere se voi apprezzate questa tipologia di video in macchina, un po' casarecci, un po' homemade. Mi perdonerete per la verticalità del video, però purtroppo il poggia telefono mi impedisce di tenerlo in orizzontale, quindi l'unica pecca sarà questa, però alla fine devo trovare un po' di tempo per fare i video, e i viaggi da casa al lavoro e da lavoro a casa possono venirmi incontro a livello di utilità. Poi è chiaro che non l'ho fatto stamattina perché alle 5 avevo veramente poca voglia di chiacchierare, però adesso è fattibile, dai. Quindi fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, oddio, bella mica tanto, perché devo riuscire a trovare il momento in cui chiude il video, tipo questo. Ciao ragazzi.